pomeriggio, ben trovati, nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus, lo abbiamo anticipato all'interno del nostro telegiornale e oggi parleremo di sicurezza e controlli, visto che da domani comincerà una settimana di ponti, il ponte del 25 aprile e il ponte del 1° maggio, quindi molti si metteranno in viaggio, vacanze, visiteranno le città, qualcuno ovviamente arriverà anche qui per turismo, ovviamente tutto questo ha una supervisione, un occhio che è quello della polizia. Allora parleremo di controlli e sicurezza oggi con il dirigente della polizia. Noi diciamo in maniera molto così semplicistica il nuovo capo delle volanti in gergo giornalistico, però questo ufficio ha un nome preciso che io mi sono scritto per non sbagliare: Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. È con noi il dirigente Nino Ciavola. Buongiorno. Buongiorno. Soccorso, controllo, insomma territorio in generale, questo è diciamo, l'obiettivo del racconto del nostro focus di oggi. Dottore Ciavola, allora da dove cominciamo? Dal nome dell'ufficio, ovvero noi ci occupiamo come per la Polizia di Stato dell'ufficio prevenzione, in particolar modo quello quindi di prevenire la commissione dei reati e di chiaramente anche l'aspetto del soccorso pubblico, quindi per una prevenzione generale del soccorso pubblico, perché come mission della Polizia di Stato rientra anche quello ovviamente di procedere a quelle che sono le attività di soccorso. Immaginiamo ad esempio un incendio, le volanti solitamente sono le prime a intervenire perché sono ovviamente sul territorio molto rapide a muoversi in attesa ad esempio dei vigili del fuoco. Questo è uno dei controlli più, non dico quotidiani, ma settimanalmente purtroppo interveniamo anche in queste occasioni. La prevenzione è quella più importante. Diamo un attimo così per i nostri telespettatori, per chi ci vuole scrivere, magari segnalare qualcosa, intervenire o partecipare alla nostra trasmissione. Noi abbiamo una linea WhatsApp, il numero è 342 745 5005. Leggeremo i vostri messaggi di testo, mi raccomando, non mandateci messaggi vocali perché non possiamo ascoltarli, però il dirigente è proprio qui per insomma anche dare delle delucidazioni ai nostri telespettatori che ne vogliono sapere di più su tutto quello che riguarda il controllo nella nostra città. Abbiamo detto prevenzione, oggi insomma in realtà se si lavorasse molto di più sulla prevenzione probabilmente anche molti reati così probabilmente non accadrebbero, eppure questo è un tessuto, diciamo quello della città, il tessuto cittadino, anche il tessuto della provincia, che in qualche modo si sta anche avvicinando, no, alla denuncia di certi reati molto fastidiosi spesso, che ledono, no, le libertà dei cittadini stessi. Molti cittadini oggi, anche probabilmente grazie alle nuove tecnologie, ai social, c'è più, come dire, vicinanza verso le forze dell'ordine anche alla denuncia. Sì, per fortuna sì, devo dire che questo è un percorso che è già iniziato da tanti anni. In linea generale al sud avevamo un po' la difficoltà, io non voglio chiamare in altro modo, di approcciarci appunto alle forze dell'ordine, quindi in questo caso alla Polizia di Stato, nel denunciare, ma anche nel segnalare. Proprio l'attività della prevenzione parte dalle segnalazioni. Io dico sempre, quando faccio incontri anche con i ragazzi nelle scuole, e oggi grazie a questa occasione, per noi è importante la vostra segnalazione, che poi sia una segnalazione che risulta per noi, diciamo, un falso allarme, vogliamo chiamarlo in questo modo, va benissimo, ma se noi notiamo davanti a una banca o notiamo magari in un parco pubblico un comportamento ad esempio che può destare sospetto, segnalatelo, perché per noi è importante intervenire in modo preventivo ed evitare ad esempio, come è successo ieri mattina, di un intervento in banca per una rapina consumata. È meglio prevenire perché notiamo, perché quel soggetto ad esempio era stato davanti alla banca in attesa appunto che entrasse il direttore per diversi minuti, e allora magari uno si insospettisce, telefona perché non disturba mai, perché molte volte sentiamo dire no, ma io non ho chiamato per non disturbare. Noi siamo al servizio del cittadino, lavoriamo H24 in qualsiasi momento del giorno e della notte, speriamo sempre di avere segnalazioni e la segnalazione risponderà sempre un nostro intervento, a volte anche silenzioso, perché non abbiamo soltanto personale che fa servizi in divisa, abbiamo uffici operativi che fanno servizi in borghese, magari su certe segnalazioni il cittadino neanche si rende conto che noi siamo lì, però ci siamo, che abbiamo tanti servizi, c'è la Digos, c'è la squadra mobile, ci sono i commissariati che lavorano anche in borghese e magari possiamo appunto prevenire e poi eventualmente anche reprimere qualora appunto ci fossero dei presupposti di legge.
Allora, cominciano ad arrivare messaggi che leggeremo. Restiamo però sul titolo intanto della trasmissione: sicurezza e controlli per i ponti di primavera. Dove state concentrando la vostra attività in vista di domani, che sarà un giorno festivo, ovviamente in vista del fine settimana e poi del 1° maggio? Come ormai diciamo con grande orgoglio, essendo anche catanese, sappiamo tutti che Catania è una città a grande vocazione turistica e quindi siamo pronti, già stiamo ricevendo le prime navi a crociera di migliaia di turisti. Già martedì erano proprio in migliaia, sono scesi per visitare la nostra città. Il nostro obiettivo è, in sinergia con le altre forze dell'ordine, con la polizia locale o altro, garantire sicurezza a tutti coloro che vorranno trascorrere nella nostra città e nella nostra provincia, chiaramente il momento di vacanza, i momenti più spensierati, che non deve diventare poi un incubo. Quindi il nostro obiettivo è agganciare proprio nel vero senso della parola i nostri turisti quando arrivano dall'aeroporto con i commissariati di zona, per poi andare nelle località balneari, per andare ovviamente le ricorrenze nostre del 25 aprile e del 1° maggio. Ma attenzione, e qui diciamo, è bello anche poter dare, approfittare ecco, del vostro invito per dare dei consigli anche, no? Per chi invece da catanese va fuori porta. Ci sono dei piccolissimi accorgimenti, ad esempio non sbandierare 420 sull'uso dei social, la presenza di in altre città. Se partiamo non fidiamoci mai, soprattutto perché ha dei profili aperti, quindi la possibilità che possano essere visitati, perché chi fa purtroppo, ovviamente apro virgolette, questo lavoro, cioè il lavoro del ladro, il lavoro del rapinatore, non dobbiamo offrire il fianco di stare attenti a questo. Tipo, se andate, che ne so, fuori, non mi fate la foto alla valigia e poi Maldive, aspetta. Esattamente, perché a volte viene proprio detto anche proprio dove vado ma quando torno, cioè sto dando una finestra temporale per farli agire. Altra cosa importante, il controllo cosiddetto di vicinato, lo ripetiamo, lo diciamo sempre e lo continuiamo a ripetere. Se noi stiamo partendo, quasi tutti noi abbiamo dei vicini, avvisiamoli con la possibilità di notare qualcosa di sospetto. Questo è importante, sembrano delle banalità, però nella routine, col fatto uno è impegnato, deve preparare valigie o altro, lo dimentica. Cioè guarda, io sto partendo, sono fuori, avvisami se c'è qualcosa di particolare. Dotarsi di sistemi di allarme che siano collegati, perché è gratuito, si può fare con un collegamento diretto alla sala operativa della Polizia di Stato, tutti i tecnici sanno perfettamente come si può fare, un collegamento gratuito ed è immediato, e soprattutto nelle zone dove siamo noi i primi a controllare la nostra città. La chiamata ti può essere fatta anche anonima mediante la nostra applicazione, si chiama YouPol. Abbiamo la possibilità di segnalare comunque qualsiasi aspetto diciamo anomalo che noi possiamo notare. Torno a ripetere, gli occhi dei cittadini sul territorio per noi sono la prima arma vincente, perché ci permettono di intervenire prima che venga consumato il reato. Allora, un po' di domande. Telecamere, droni, come si fa in Cina? Non vi aiuterebbe nel vostro lavoro? Ci aiutano e le utilizziamo. Le telecamere, i sistemi di videosorveglianza sono quotidianamente utilizzati in tutte le attività di prevenzione e di repressione. Abbiamo per fortuna numerosissime telecamere in città, devo dire che ho trovato qui un buon sistema di videosorveglianza che sarà implementato a breve per un progetto del Comune che ci aiuterà tantissimo nella prevenzione, nella repressione, perché lo utilizziamo per individuare i probabili autori del reato. E per quanto riguarda i droni, abbiamo dei piloti di drone, tipo anche la Polizia di Stato, li utilizziamo sia per le manifestazioni di ordine pubblico, li utilizziamo dove ad esempio il 1° maggio avremo un grandissimo concerto appunto di musica di vario genere che interesserà la parte delle Viale Kennedy, la parte della Playa. È già stato predisposto da parte del nostro questore un servizio specifico che verrà implementato, e ci sarà proprio la possibilità di far fruire soprattutto i nostri giovani che vogliono partecipare in piena sicurezza. Attenzione, perché questa è una cosa importante, no? Cioè, intanto la Playa, che negli ultimi anni è stata sempre una zona un po' di confine, un po' pericolosa anche da raggiungere, quindi attenzione intanto per la viabilità e poi i controlli, ovviamente, perché tanti controlli. Io dico sempre, afflusso di pubblico. Io dico sempre che quando noi controlliamo, così come i nostri genitori hanno fatto con noi figli, se controlliamo vuol dire che teniamo comunque alle persone care, e la stessa cosa fa la Polizia di Stato. Quando vi controlliamo non è perché vogliamo in qualche modo incidere sulla vostra libertà, ma perché vogliamo permettere a tutti di poter esercitare liberamente la manifestazione, anche di potersi spostare, di poter circolarmente liberare sul territorio senza imbattersi ad esempio nei soggetti ubriachi o nei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti, che ahimè ovviamente non è semplice da poter controllare su tutti.
Allora, arrivano un sacco di messaggi, ovviamente ognuno, e cercheremo tutti, anche perché poi sono gli argomenti di cui diciamo, parleremo. Allora, il Corso Sicilia, una volta siti della città è diventato troppo pericoloso attraversarlo, soprattutto la notte. Abbiamo un nuovo progetto proprio che va in via embrionale, in particolar modo per farci anche aiutare dai clochard, che comunque occupano, ahimè, un salotto, diciamo, di Catania, perché siamo in pieno centro. Io ringrazio per le segnalazioni, sicuramente è una zona che è poco illuminata, soprattutto sotto i portici ho notato proprio anche questi aspetti. Stiamo incidendo anche con una sinergia con il Comune per aumentare, diciamo, quelli che sono i fattori appunto di rischio, movida, i no? fattori di rischio. Per la movida, grazie appunto anche al nostro questore che ha inciso tantissimo su questo, per la presenza costante e continua in piazza Tato Massimo, nelle zone comunque di piazza Sesicoro e tutte le vie limitrofe, perché sappiamo bene che i giovani, anche giovanissimi, alcuni, devo dire la verità, mi hanno molto sorpreso, che ho fatto un servizio specifico su questo, sono dei ragazzi veramente forse troppo piccoli per andare in giro da soli di sera e di notte, eppure ahimè senza controllo, senza avere, diciamo, quegli strumenti per poi magari sapersi autoregolare, ecco, in determinate occasioni. Allora, altre domande. Questa, diciamo, riguarda un fatto che è avvenuto ovviamente prima del suo arrivo a Catania. Stiamo parlando dell'episodio della Villa Bellini. Dopo i fatti della Villa Bellini ci sono aumentati i controlli e sicurezza anche da parte della polizia. C'è un presidio fisso non solo della Polizia di Stato, ma proprio per volontà sia del signor prefetto, della dottoressa Librizzi, ma del questore Bellassai, proprio specifico. Noi a turnazione controlliamo, tipo turno con una turnazione, stavo dicendo, appunto particolare. Abbiamo per fortuna ripristinato e implementato tipo quelli del servizio anche ippomontato. Abbiamo anche il reparto a cavallo che fa servizio in tutte le ville, in tutti i parchi, e abbiamo in questo momento la presenza costante comunque del personale. Però dico, anche in questa occasione mi piacerebbe cogliere sempre il vostro invito per aiutare a segnalare quando vedete delle sacche, appunto, diciamo, di giovani che magari stazionano lì e voi pensate che insieme possono costruire, diciamo, branco. Permetteteci di identificarli, segnalatelo, ma anche solo esclusivamente per sapere chi sono, perché se loro già sanno che noi li conosciamo, probabilmente non vanno oltre anche nel semplice, appunto, vandalismo. Poi quindi anche è un in modo fatto... anonimo, diciamo, segnalatelo. Noi abbiamo un'applicazione YouPoll che permette di farlo in modo anonimo, è gratuita, si può scaricare e permette a tutti di fare ogni tipo di segnalazione. Non c'è paura, fatelo, insomma, perché ne va del bene vostro e di chi vi sta accanto. Ma anche dei ragazzi, anche di quei ragazzi, perché magari possiamo riuscire a prevenire tipo la possibilità di commettere il reato. Non dobbiamo solo pensare alla repressione. Allora, dobbiamo fermarci un attimo, pubblicità, e poi arrivano un sacco di domande sui parcheggiatori abusivi, questo è un fenomeno, e sulle auto rubate anche, dicono, insomma, c'è tutto questo fenomeno anche delle auto satanizzate, dicono, a Catania. Dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta con il dirigente dell'ufficio prevenzione generale, io me lo scrivo sempre perché me lo dimentico, soccorso pubblico, perché in gergo giornalistico diciamo sempre il capo delle volanti, appena da poco arrivato a Catania, anche se lui è catanese, lo diciamo anche per raccontare un po' la storia di Nino Ciavola. È stato a Ragusa, quindi conosce anche quella parte di Ragusa, Caltanissetta, Enna, solo per rimanere in Sicilia, adesso Catania, quindi insomma grande esperienza anche da questo punto di vista, con incarichi diversi. Allora, abbiamo detto prima di andare in pubblicità, parcheggiatori abusivi e auto. Facciamo vedere subito delle grafiche. Questi sono i numeri della questura. Da quale partiamo? Il primo cartello riguarda, lo mettiamo in grafica, chiedo alla regia, sta per arrivare, eccolo qua, rinvenimenti di veicoli rubati, quindi auto rubate. Questi sono i numeri della questura di Catania, delle auto trovate. Diciamo, il numero ovviamente è molto più ampio di quelle rubate. Solo nel 2024 siamo già a quasi la metà rispetto a quelle del 2023, quindi stiamo considerando che siamo ad aprile, cioè il numero dovrebbe essere anche sostanzialmente maggiore. Fenomeno delle auto. Le auto quando non vengono rubate vengono, come dicono a Catania, come dicono dai social, satanizzate. Che si può fare sotto questo aspetto? Allora, diciamo, sicuramente il furto di auto non riguarda solo la città di Catania. È importante dire questo, che non siamo neanche, per fortuna in questo senso non abbiamo neanche il primato, ma questo al cittadino giustamente poco importa, era solo per far rendere conto che non è da demonizzare la città di Catania rispetto ad altre. È vero anche che in questo, da anni purtroppo abbiamo
registriamo la segnalazione non solo dei furti d'auto, come ha ben detto lei, ma anche l'aspetto del cannibalizzazione, diciamo, si chiama così. Quando le auto vengono cannibalizzate creano un problema, è un problema enorme. Devo dire che spesso in questo momento stanno spuntando, diciamo, gli occhi non solo sulle auto nostre, di noi cittadini, ma spesso, diciamo, anche delle auto a noleggio che creano un fortissimo disagio ai turisti. E noi il turista dobbiamo proteggere tutti, ma il turista, dico, per noi è una fonte importante, diciamo, per questo territorio, e dobbiamo fare uno sforzo ancora in più, e per far questo dobbiamo anche aiutarlo. Molte volte magari il cittadino, se vede il turista che sta parcheggiando in una zona, diciamo, che noi già consideriamo a rischio, e noi catanesi lo sappiamo, magari suggerirlo, cioè nel senso, perché pensare di poter annientare comunque il fenomeno dei furti d'auto è difficilissimo. Noi dobbiamo cercare di avere un decremento in tal senso, ma è importante comunque non alimentare il mercato, comunque il mercato illecito, cioè ovvero quando tipo noi permettiamo alla malavita di avere un introito dal furto dei gruppi ottici di ogni autovettura, quando c'è qualcuno che compra sul mercato cosiddetto nero quel gruppo ottico, sta alimentando il furto, perché quando c'è un mercato si alimenta comunque il furto quindi, diciamo, appunto, cannibalizzazione. Questo è un gioco assolutamente semplicissimo che chiunque di noi può capire. Io capisco il cittadino esasperato, capisco il cittadino che è giusto, però non dobbiamo foraggiare la malavita, perché nei momenti in cui la foraggiamo continueranno a decuplicarsi questi casi, perché stiamo dando la possibilità di avere un introito economico. Allora, prima dei parcheggiatori abusivi arrivano altre segnalazioni. Piazza Asciuti, che è pieno centro di Catania, dicono residenti disperati, c'è ostaggio di spacciatori, dice come possiamo fare a intervenire? Poi ci scrive un'altra persona, dice in riferimento al suo, diciamo, suggerimento a segnalare, dice però non viene mai nessuno, dice arrivano dopo 2 ore, quindi segnalazioni, diciamo, e contatti stretti con la polizia. Io dico al cittadino, io sono responsabile della linea di emergenza, qualora tipo ci fosse una risposta tardiva vi prego di segnalarlo, perché anche il nostro personale deve migliorare, e se può migliorare deve farlo. È chiaro che a volte tipo siamo impegnati, perché quando tipo la volante, tipo la nostra volante, ma mi permetto di dire anche delle altre forze di polizia, dovesse arrivare in ritardo, arriva in ritardo perché magari impegnata in un altro intervento, e a quel punto dobbiamo dare una priorità. È un po' come accade, diciamo, anche con le ambulanze, dobbiamo comunque scegliere in quel momento quale è l'intervento più urgente. La cosa per noi importante però è anche segnalare una disfunzione, perché noi siamo pronti ad affrontare anche perché una segnalazione come quella di adesso, appunto lei ha citato di Piazza Asciuti, che è un fenomeno che conosciamo, offrire la possibilità anche di una continua, costante segnalazione fino a quando tipo, comunque noi riusciamo a debellarlo, o comunque a far sì che il fenomeno si possa spostare in una zona che permetta la possibilità di fruire. Pensare comunque di distruggere il fenomeno della droga fino a dell'acquisto, dovremmo tipo distruggere il fenomeno fondamentalmente di chi la compra. Quindi è chiaro che come quella delle auto rubate, come quella della prostituzione. Io quando riceviamo le segnalazioni che in pieno centro, ad esempio parliamo di Viale Africa, fenomeni che noi conosciamo, o di via Luigi Sturzo, o di via di Prima, il problema è che quando ancora noi andiamo a ricercare la presenza di donne o uomini che si prostituiscono in strada, la stessa cosa della droga, è chiaro comunque che per noi viene più difficile poter allora il fenomeno magari va sicuramente arginato, e noi dobbiamo fare il nostro, ma ripeto, se la macchia della polizia arriva dopo 2 ore in sinergia con il cittadino. Non è una mossa di accusa, questa per me è una richiesta d'aiuto, attenzione, non è una mossa d'accusa al cittadino. Io non chiedo che il cittadino debba essere per forza coraggioso e denunciare, e voi avete parlato di parcheggiatori abusivi. Proprio pochi giorni dopo il mio arrivo, il mio insediamento, abbiamo arrestato comunque un parcheggiatore abusivo. Era un parcheggiatore che aveva minacciato, perché attenzione, la minaccia è un reato di estorsione quando è associata alla richiesta di denaro e di un profitto. Quindi denunciate, se denunciate noi arriviamo e li possiamo arrestare. Vediamo i numeri dei parcheggiatori abusivi, perché questo è, come dire, sia quest'ora sia quello precedente, insomma, hanno puntato molto sul fenomeno, sul debellare il fenomeno. Parcheggiatori abusivi, questi sono i sanzionati, quindi vedete il numero quanto è più alto rispetto a quelli sanzionati, e siamo solo, ripeto, i primi 4 mesi del 2024, guardate quanto è più alto, significa che insomma c'è una grande attenzione su questo fenomeno. Allora, perché il parcheggiatore abusivo diventa
come dire, un pericolo per la cittadinanza e per il tessuto sociale? Allora, partiamo dal presupposto che il cittadino... Guardi, le dico anche quello che pensano molti cittadini. Quello sotto è educato, si avvicina, se vuoi gli puoi dare qualcosa, se no niente, eccetera, eccetera. Gestisce delle zone magari dove c'è caos, parcheggi, magari riesce anche, come dire, a regolamentare il traffico in quella zona. Quindi per molti cittadini, guardi, questo non viene percepito come un pericolo. Però molti cittadini non fanno il ragionamento comunque che crea un'economia intanto che non è censita. La possibilità comunque, il fatto che ci sia qualcuno a protezione della macchina, diciamo, è un errore comunque di base. Il cittadino, la maggior parte dei cittadini sono infastiditi perché già nelle zone soprattutto di parcheggio libero dove hanno la possibilità di non pagare, perché il cittadino invece deve essere costretto a pagare? Perché deve essere costretto a pagare tipo comunque secondo la vigilanza di una persona che si sta arrogando il diritto di farlo, perché anche quella è una sopraffazione. Poi attenzione, è verissimo, noi le dico che conosciamo circa 200, abbiamo fatto queste sanzioni, ma la maggior parte di queste sanzioni sono soggetti che continuano a commettere questo illecito, che ricordo, diciamo, comunque per il cittadino che sono sanzioni amministrative in una prima fase. Noi adesso abbiamo il nostro questore, ma perché il nostro questore, anche quelli precedenti in generale, investe sul fenomeno dei parcheggiatori abusivi, e attenzione, insieme a tanti altri investimenti che vengono fatti, perché non è che la Polizia di Stato diceva perché non vi occupate di cose più importanti, potrebbe dire il cittadino, no? È una delle tante cose che facciamo, non significa che se facciamo i parcheggiatori abusivi non andiamo a reprimere il reato, ad esempio, certo, dei furti di auto o altri appunto illeciti. È importante sapere che riusciamo a fare tante cose contemporaneamente perché abbiamo più settori, no? Questo lo percepisce bene un nostro telespettatore che scrive sinteticamente questo messaggio: il parcheggiatore abusivo non va multato ma va processato per estorsione, perché chi lo paga lo fa per paura di ricevere danni al proprio mezzo. Verissimo. Quindi insomma è una sopraffazione, che non può essere accettata nemmeno con i modi gentili. Che noi non dobbiamo alimentare, però. Che non dobbiamo alimentare, non siamo costretti a pagare a nessuno. Ci sarebbero tantissime cose da dirci ancora, ma credo che il tempo a disposizione sia davvero finito. Però una domanda gliela faccio: che ne pensa da poliziotto, e questa è una domanda che ci hanno fatto anche più di un nostro telespettatore, dei poliziotti che subiscono aggressioni nei cortei, diciamo, nelle manifestazioni quotidiane, o anche, diciamo, aggressioni verbali quando fanno il loro lavoro? Purtroppo devo dire che ho registrato proprio in questi primi 20 giorni, prime 3 settimane qui a Catania, un aumento dell'aggressività nei confronti appunto della Polizia di Stato. In questo ringrazio la Procura della Repubblica che, per quanto è successo proprio negli ultimi giorni, ha un'attenzione particolare nei riguardi appunto delle forze dell'ordine in generale, e io ho potuto constatare la Polizia di Stato. Io penso comunque che noi lavoriamo per garantire ai cittadini la possibilità di poter liberamente godere dei diritti che la nostra Costituzione prevede, ha previsto, e dobbiamo farlo. Quando tipo, noi abbiamo di fronte un cittadino che per qualsiasi tipo di ragione, per qualsiasi motivazione, pensa che il poliziotto debba diventare solo e esclusivamente il pungible per sfogare e anche per essere per il dissenso, non funziona così. La nostra Costituzione prevede la libertà di manifestazione del pensiero, non quella di aggredire la polizia o di danneggiare o di ancora appunto di ledere la libertà di altri cittadini, perché quando viene fatta una manifestazione, ne avremo una domani che è il 25 aprile, ne avremo il 1° maggio, le avremo sempre, avremo lo stadio comunque perché sabato c'è una partita importante. È chiaro comunque che tutti devono essere nella possibilità di poter godere di questi servizi, di queste possibilità, ma non devono andare a ledere i servizi di altri, cioè i diritti di altri, e questo è quello che molte volte sfugge. E noi che siamo spesso da cuscinetto tra chi è che esercita in modo libero tipo la manifestazione del pensiero, perché poi parliamo di piccolissime sacche, questo va ricordato, cioè non abbiamo per fortuna una popolazione che è contro la Polizia di Stato e le forze di polizia, anzi è il contrario, noi abbiamo la solidarietà di tutti, ma ricordiamoci comunque che si commettono reati gravissimi che oggi sono puniti in modo esemplare, non perché certo, siamo poliziotti e indossiamo una divisa, perché chi è che sta proteggendo un diritto costituzionale non può essere comunque vittima di un reato. È esattamente il contrario di quello che a volte accade per colpa di pochi. E poi avete comunque spessissimo un gran sangue freddo per tenere la calma in queste occasioni. Arrivano un sacco di segnalazioni, tra l'altro di parcheggiatori abusivi, ci dicono alla playa ogni 10 metri d'estate è pieno. Viewpoll.
YouPol, vi prego, Ripetiamo. segnalarlo. Si chiama andate nelle applicazioni, come si chiamano? YouPol. Play Store di Google, Apple Store per chi ha gli iPhone. L'applicazione si chiama YouPol, scritto con la Y, la O e la U, come tu in inglese, YouPol. Scaricatela e segnalate. Il senso è proprio quello, YouPol, perché anche tu puoi essere un Tu poliziotto sei e un allora poli- lo puoi segnalare anche in modo anonimo, qualsiasi tipologia di reato. Vi prego ovviamente che ci sono stati reati importanti di immediatamente venire nei nostri uffici di polizia. Io colgo, ripeto, l'occasione in chiusura solo per dire che abbiamo bisogno delle vostre segnalazioni. Qualora tipo, la risposta non dovesse essere adeguata, vi prego di segnalare anche quello, perché noi abbiamo bisogno di questo. Allora, grazie al capo delle volanti, il dirigente Grazie a voi. dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Catania, il dottore Nino Ciavola, per essere stato con noi. Mi sa che ne dobbiamo fare subito un'altra, perché insomma arrivano un sacco di segnalazioni. Devo dire che il questore, voi dirigenti siete sempre a disposizione, insomma anche in questo caso Anche questa è sicurezza. un'ottima scelta dell'informazione. Spesso abbiamo trovato anche in passato, come dire, dei muri nella comunicazione, quindi registriamo anche da cronisti questo cambio di passo. Grazie a voi. Nino Ciavola per essere stato con noi. L'appuntamento con il nostro Focus è rinnovato a domani, sempre qui su Telecolor, subito dopo il TG di pranzo.